cosa sarà quando saranno terminati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ecco, questa è la domanda. Da lì la nostra necessità di poter interloquire con la Regione, e mi riferisco ai fondi del settennato europei che verranno avanti, e quindi la possibilità di noi studiamo il nostro territorio, capiamo cosa chiede il territorio, cosa chiedono le imprese, e da lì anche la volontà di creare delle alleanze nei territori e poter concorrere insieme alla Regione per finanziare quei progetti. Fondi che chiediamo che la regia venga mantenuta a livello regionale e non a livello centralizzato, perché purtroppo ci sono regioni che non spendono tutti questi fondi, cosa che qui in Veneto non accade perché vengono spesi fino all'ultimo euro. L'Europa deve agire ora. Altri non sono rimasti a guardare. Se vogliamo restare un partner credibile e rilevante, dobbiamo adottare un approccio diverso, basato su una visione di lungo periodo. È questo approccio, forgiato attraverso pragmatismo e collaborazione, che può consegnarci un'Europa più forte. Un'Europa coraggiosa nelle decisioni, lungimirante, determinata, capace di coltivare innovazione e l'impresa.